Bella raga, sotto il comandante Veneziano, siamo su MotoGP, siamo in Catalogna, terzo posto in griglia, siamo favoriti di Lubbia. E si va. Raga, c'è da dire che piove come nel 96, però di tradizione anche in Ferrari. Vai. Partenza un po' curiosa, lentissimo. Perdiamo di 2 posizioni. Ma va bene così. Attento, bene, attento. Raga, non possiamo permetterci di sbagliare neanche una curva, altrimenti è caduta. Io ve lo dico, io vi avviso. Uomo avvisato, mezzo salvato. E attenti ai cordoli, attenti a tutto. Mamma mia, guardate che lotta con lo Jorge Taroccato. C'è anche Enea, c'è anche il piccolo Enea Bastardini. Mi sembra sempre di perdere la moto, ragazzi, sarà un'impresa titanica, io ve lo dico. Internazzo pericoloso. Mamma mia che sfida, ragazzi, c'è Cabaret. Attenzione a Cabaret che è tornato il Caba. Il si butta da fenomeno, rischiando anche tanto. Stiamo guidando sulle uova, raga. Ci vuole l'acuto come indiano. Abbiamo vinto tanto ma siamo comunque secondi. Bisogna frenare prima la caixa, come si dice. Bisogna frenare tanto prima su certe curve perché sennò è pericolosissimo. Questa l'ho rischiata. Questa l'ho rischiata veramente tanto. A fatica abbiamo completato il primo giro, ma ne restano ancora 2, per secondo saranno 5. Madonna, wow. Il primo giro completato, peccato non sia il terzo. Attenzione, incredibile, mi beffa lo Jorge Taroccato. Anche Gian Dugliotto è tornato, mamma mia che mondiale. E che gara. Bisogna frenare tanto prima, ragazzi, se no siamo fuori. Il cui ha bisogno di pitturare oggi. È veramente ingovernabile la moto, anche se Moto 3 è ingovernabile in queste condizioni inaccettabili. Sono veramente condizioni inaccettabili, però dobbiamo tenere duro. Dai, come dimostri che non sei solo un porco, ma sei anche un brav'uomo. Questa è pericolosa, mamma quanto rischiata, appena becchi il cordolo l'erba è finita. Qua il Kuma ci dimostra che la moto è pura ispirazione. La moto è pura ispirazione. Ok, very good. Attenzione. La sofferenza altissima, la sofferenza veramente gara meravigliosa. Lo Jorge Taroccato vuole la vittoria. E anche Enea, guardate la schifezzuola di Enea. Grande Enea, anche Gian Dugliotto perde addirittura 3 posizioni. No good. Attenzione, caduta di Cabaret, incidente per Cabaret, il campione in carica veramente in crisi nera. Crisi nera per Cabaret. Inizia l'ultimo giro con la consapevolezza che sarà durissimo adesso portarla a casa. Ecco qua, superiamo Enea nella prima parte, sicuramente la parte più favorevole a bene. Ma Jorge pompa. Si butta, rischia troppo Venezia.
Errore incomprensibile del Kuma, che butta via tutto. Butta via tutto. Non è destino a vincere in Moto3, non c'è niente da fare. Delusione atroce per Veneziano che nella sua gara favorevole butta via tutto. Questa è veramente un ritiro, una caduta pesantissima che mi allontanerà tantissimo dalla lotta. Incredibile veramente, una sfortuna dell'ultimo giro. Non ci sono parole per descrivere l'amarezza di sta gara di merda. Doveva andare così. Crisi senza fine. Alterno grandi vittorie a sconcertanti per tutto il resto. Addirittura per la finire da prima a 15esimo. Veramente incredibile. Un punto prendo. Vergognoso. Vergognoso. La porca di quella merda. Vince Jorge Martin. Delusione atroce. Siamo a meno 26 da Martin. Sarà difficilissimo se non impossibile vincere il mondiale con un Martin scatenato in griglia e sarà dura, io ve lo dico. Sarà molto molto dura. Vai. Parte. Sì, c'è una sconfitta di Catalogna, ce l'ho ancora dentro perché è una gara dove veramente faccio sempre cose egregie. Martin veramente non sbaglia un colpo, Svanner a Cabaret. Le prime curve di assi sono una vergogna per me, però mamma mia, guarda quante posizioni ho perso, madonna benedetta. Ho perso 2 posizioni, ero già 7, bene, viva. No che sem. È male che qualcuno ha detto che hanno facilitato il gioco, c'è la difficoltà 100, ma non mi sembra proprio tanto. Sto rischiando anche, mamma mia, non mi hanno penalizzato, non so il perché. Sono nervoso raga, calmo perché abbiamo Borgia. Cerchiamo di guidare puliti. Non riusciamo a fare una curva giusta, madonna benedetta. Non riusciamo a fare una curva giusta, malissimo sta gara, malissimo anche questa. Catalogna ha innervosito il Kuma, siamo settimi, come siamo partiti? E non ho le condizioni per recuperare in questo momento. Mamma mia, sto rischiando veramente anche il drive-thru, ma non ho alternative, devo veramente rischiarla al tutto per tutto, anche se... Sì, vabbè ragazzi, è il primo Martin, cioè... Ho paura che sia un po' impossibile vincere neanche sul mondiale di Moto3, va potuto più pure. Niente da fare. Sembra che manca ancora tanto, ancora basta come, però basta queste curve fatte da schifo. Disastro puro, perdiamo altre 2 posizioni, stiamo veramente guidando ai minimi storici. Mamma come sto rischiando, ma ripeto non ho molte alternative. Peggio di così. Mamma mia, stiamo rischiando il tutto per tutto. Veramente un Kuma al di sotto delle sue possibilità. Tanto al di sotto.
con questa prestazione andremo sotto di una gara, quindi Martin potrà anche ritirarsi in una gara per dire, o comunque non far punti, e comunque davanti a noi. Mamma mia, stiamo proprio guidando da cioccolatai, lungo. Infatti drive thru al prossimo è squalifica. Al prossimo è drive thru, ragazzi. Superiamo Rodrigo, gara veramente scorbutica, anche sporca, perché veramente stiamo andando oltre i cordoli parecchie volte, ancora niente, non c'è niente da fare. Oggi va così. Quando ti nervosisci su MotoGP, questi sono i risultati. Sopra la Struber mi superano tutti, Dio cantavi. Mamma mia che nervi. Quella curva non la farò mai bene. Tosta, altro che mondiale già vinto. Erroraccio, dai tu. Drive thru e mi ritiro e vaffanculo, va. Terzo posto in griglia, meno 46 della vetta, mondiale chiuso per il primo posto. Non voglio dire altro, sono in silenzio standard. Vai. Andiamo. Dai, fai prima curva. Ma buttiamo giù Martin. Sei già contento. Preferisco Cabaret sinceramente a Martin, mamma proprio non lo sopporto. Lui si chiama Jorge, non posso sopportarlo. Piano, come piano. Ok. It's fantastic, it's fantastic. Dai che siamo primi, calma. Relax. Sono 46 punti dalla vetta, praticamente è finita. Martin se va male arriva secondo, dovrei vincerle tutte. Cosa la vedo un po' difficile. Sono tutti là, raga, sono tutti là. Voglio almeno il podio comunque oggi, Ecco. Il piccolo Enea in prima posizione. Primo giro andato, difficoltà 100, fisica pro. Disastro puro questo video. Abbiamo fatto 4 vittorie, ragazzi, ma siamo terzi sprofondati con un punto in 2 gare. E Martin che torna secondo, ma non è possibile che... Non ne sbaglia una Martin. Non ne sbaglia una purtroppo Martin. Tanto cade qualcuno lì, cade dalla porta. Martin cosa si è inventato io? Che pilota. Stronzo ma bravo. Devo lottare per la seconda posizione in questo mondiale. Ci ha illuso inizio sprint, ma troppo più forte Marco, troppo più forte. Provate che guida brutta che ha con il piede fuori, a me proprio non piace. La classe è mia, tu sarai prima, ma la classe è solo di veneziano. È un secondo e 2 di distacco all'ultimo giro, vediamo se riusciamo almeno a fare il podio. Perdo altri punti da Martin, questa è la prova definitiva che il mondiale è finito oggi. Dobbiamo lottare, ho paura per il secondo posto, raga, mi dispiace tanto, ma delle gare negative hanno pregiudicato la possibilità di vincere il mondiale, secondo me.
Martin o arriva primo o secondo, raga, questa è la realtà. Devi superare anche Enerva, fare il culo te. Sta massacrato. Quanto cade Yurchenko. Vado lungo. Vabbè. Finalmente arriva un buon risultato, però quasi quasi me ne faccio anche 4 perché voglio un attimo recuperare con tutta onestà. Secondo posto, ma Martin davanti, quindi c'era un cazzo alla fine. Che bello. Mentre il parco chiuso comincia a popolarsi. Meno 51, ragazzi. Mamma mia. Veramente total disastro. Raga, pole position. Un premio al lavoro. Cos'è Martin? Secondo. Martin si è messo la stagione della vita. L'altro anno Cabaret, sto anno Martin. Vediamo se riusciamo a vincere. È importante per aumentare le statistiche per la Moto 2 e poi dopo per la Moto GP. Bello. E quest'anno vado meglio in qualifica che in gara, la cosa mi dà veramente fastidio. Torniamo primi, cerchiamo di rimanerci, grazie. Riusciamo a fare una bella vittoria un po' di fuga, con quelle ignoranti, no, niente, impossibile proprio. Ho fatto un inizio così bello, cazzo. 4 vittorie su 6. Catalogna era una vittoria minimo secondo posto. Vanifichiamo tutto con una caduta e da là il baratro, non il baratro ma il baratro. Guarda come ti buttano fuori, però era lì. E chi ne approfittano che credo? Martin prima alla fine. Vabbè, è tutto così grottesco, però sai che veramente fa ridere. Cabaret. L'importante è che sia veneziano prima. Devo scapparmi via però. Mamma mia ragazzi, che sofferenza atroce. Adesso Aaron prova a fare l'acuto Aaron. Ma ha fatto un cazzo tutto l'anno, si sveglia oggi Aaron, bene. Questa curva abbiamo perso 12.000 posizioni, molto bene. Veramente la rabbia continua per il talentissimo. Attenzione, Martin cade! Jorge Martin è caduto! E non sono stato io, quello è il bello. Mi è caduto davanti. Mamma mia, questo è un segno. Dio c'è. Possiamo anche arrivare secondi. Che caduta bruttissima di Martin. Quindi possono cadere anche i primi, questa è una buona cosa. Anche il secondo posto va bene, recupereremo tante posizioni, recuperiamo tanti punti, cioè. E voglio pensare che recuperi tutto in un secondo, te prego. Fare un po' di fortuna anche per noi, che la meritiamo. Ma Cabaret si è inventato la gara adesso, Cabaret, ma non pervenuto per 12 anni, il campione in carica. Cabaret sembra averne di più. Incredibile.
C'è un complotto anti-Cuba. Il cupolotto è veramente tornato. Sembrava fantascienza, invece è così. Il cupolotto è tornato. Ma la caduta di Martin è incredibile. Ma non può piovere per sempre. E la caduta di Martin comunque ne è la prova. Noi dobbiamo ottenere a tutti i costi almeno la seconda piazza. Ok. Final lap, ti prego Kuma. Teniamo duro. È vero che anche se Martin non prende punti, comunque sono tanti i punti di distacco, ma per come si era messa va solo che bene così. Cabaret veramente si è inventato il match, cara. Non ho neanche voglia di rischiare, però io, sono sincero, non avrebbe senso. Lightyear dietro, occhio Lightyear. Abbiamo preso un po' di fiducia, un po' di vigore con questa caduta di Martin. Però attenzione che chiaramente Jorge Martin è 23esimo, però arriva già in 2.8, non ci credo. Non ci voglio credere, dal fastidio Gian 2.8, è pazzesco. È pazzesco sto mondiale, vogliono far di tutto per farmi nervosire. Sì, non arrivo neanche secondo. Non guadagno un cazzo praticamente, molto bene. Ma Dio madonna. Vabbè, sto zitto che è meglio. C'è un cupolotto antivene. Cupolotto anticume, terzo posto. Speriamo dopo noi. Niente più sicuro ormai. Chiudiamo terzi, purtroppo recuperiamo solo 15 punti dalla vetta. Però va bene. Arriva il podio, il Cume saluta. Poteva andare peggio. Poteva andare decisamente peggio. Il parco chiuso comincia Già, a popolarsi. Veneziano torna secondo a meno 35. La lotta non è chiusa. Vediamo qua. Pian pianino. Raga, sotto il comandante veneziano. Pian pianino. Stiamo tornando. Ciu!